Hanno lavorato incessantemente, notte compresa, le maestranze impegnate nella rimozione della frana scesa dal Sorapis dopo un violento temporale che ha invaso e bloccato la statale di Alemagna all'ingresso sud di Cortina. È la seconda colata che scende in quel tratto di strada in questo avvio d'estate. Ormai ogni volta che inizia a piovere o che arriva l'allarme meteo da parte della regione, insomma, siamo tutti in allerta, ci si scambia telefonate in continuo, si fa i turni per andare a vedere cosa succede, non è un bel vivere, ecco, una situazione che diventa anche stressante oltre che estremamente pericolosa per cittadini, turisti, tutti coloro che attraversano poi la statale 51 di Alemagna. Dopo il blackout totale che ha nuovamente isolato Cortina, una corsia è stata riaperta per il passaggio dei mezzi di soccorso. A 24 ore dal fatto è stato aperto un senso unico alternato, questione di ore e si torna alla normalità e si pensa alla prevenzione. Un piano di vigilanza e di interventi di emergenza finalizzati a chiudere il traffico a monte e a valle della frana. La falsariga sarà quella delle altre frane che sono già monitorate o che sono state già monitorate. Cominciamo a vedere quali possono essere gli interventi per allarme e mitigazione diciamo, a partire da questo evento per cominciare a tenere sotto controllo anch'essa, e quindi sarà sicuramente un lavoro importante da fare sollecitamente. Anche stavolta è andata bene, nessun ferito per la donna rimasta coinvolta, che è riuscita a mettersi in salvo uscendo dall'auto e scappando nel bosco, solo tanta paura. Le altre auto sono state solo lambite. Insomma, è andata bene, nel senso che nessuno si è fatto male, però questo non ci deve far abbassare la guardia, anzi deve essere da stimolo per gestire quantomeno l'emergenza nel migliore dei modi.